Podeu narriri ca po sa mellus parti de s'istoria de s'omini, is pipius fuant consideraus una propriedade dei babbus e non teniant perunu derettu. Meda portas, fuat scetti un'occasione po tenni prus traballatoris in famiglia, pru prazzus po traballare sa terra, po esempiu, commenti incapitat ancora andi de oi in paisus sutta sviluppaus o prus poberus de su mundu. Ma in sa Roma antica, commenti cresciat unu pipiu? Innanti de tottu, sa nascita fuat sempre un arriscu mannu. Difattisi, sia da sa mamma che sa criaturedda, teniant medas probabilidadis de morri. In s'edadi de s'imperiu, patrizius, plebeus e isciaus arriscant in sa propriu manera, mancais a riccus e sant tentu prus assistenzia medica. Non stammu dei cussu, in s'edadi de Roma, medas pipius nasciant sanus e fortis de saludi, e cussa fuat un'occasione de grandu festa po tottu sa famiglia. Sa fortuna prus manna fuat chi nasciat unu mascu, puita sighiat su sangunau de sa famiglia e in sa vida podiat fare grandu cosas. I scemminas invecias abarrant suttammittias a s'autoridade de su babbu, chi das faghiat cogliare cun s'omini chi prus discumbeniat. Candu nasciat unu pipiu, i romanus po tradizioni l'arrimanta in terra. Chi su babbu di du pesada e di d'un golliata domu, voliat narri ca diat reconnottu commente fillu e ca dioliat donare su sangunau su. Chi invecias du lassata in terra, voliat narri ca non du considerata cosa sua. Custu podiat succedere bruschettottu candu su pipiu nasciat con calincuna maliformazione o maladia. Secondo sa sociedade, cussu pipiu non podiat tenni benitori e tandus fuat mellus du lassare morri. De solitu, candu su babbu non doliat, du lassat ananti de unu tempru, secondo su derettu de su ius exponendi. In nuia parrata finza saccandu calincunu du adottada, oppuru si moriat. A 8 disi de vita, chi sa pipia fuat femmina, e a noi disi chi fuat mascu, si cumprendiat chi teniat possibilità de sighire a vivere, e tandus si faiat sa festa de sa purificazione. Si dionant 3 nominis, si disponiat in su zugu una cannacca de bona sorti, con una bursita appiccata tipo i metallieddas chi s'arregalant is pipius in dia de oi. Cussa cannacca depiat amparai sa saludi de su pipiu. Podiat essere de materiali diversus a secunda de sa classi soziali de sa famiglia e conteniat perdixeddas de bona sorti. Is pipius poderant sa cannacca finza candu diventant ominis e tandus dofferiant ai deus in signo de riconoscenza. Is pipias faiant sa propriu cosa candu arribant a sa goia. Candu is pipius romanus liberus arribant a un annu de vita, i babbus pediant po issus sa zittadinanzia romana. In cussa occasione s'arregodat sa dia de nascioni de su pipiu e s'affestat su compleanno. Is fillus de una coppia de isciaus apparteniant a su meri, e chi su babbu e sa mamma arricciant sa libertadi, i scillus sighiant essi e abarrai propriedade de su meri. Invecias, i scillus de isciaus libertus nasciant già liberus e non de propriedade de su meri. In i domus, is pipius cresciant tottus pari, senza de tenniri contu de si statu in soru. Scetti a mannus si praziant in merisi e isciaus. In is scavus archeologicus eus agattau medas esempius de giocus de pipiu romanus. Sonallas po pitticheddus, bambocceddu de gladiadoris, spadas, carretteddas, bambulas con brazzus e camba mobilis, birillias, prattillius e pingiadeddas po giogai, e medas atru giocattulus simbillantis ai gussus chis pipius umperant ancora in dia de oi. Commenti si estiant is pipius romanus? Is pipius patrizius si poniant tunica biancas con cinturoni de colori, finza saccandu fuant mannus. Is pipias tunicas differentis de cussa dei mascus chi si lassant finza si cogliai.
Is pipiu romanus isciaus si poniant una tunica cruzza a ginugus, in maniera de si podi muovere po fare fainas che disordinant in merisi. In materias de basi chi depiant imparai fuant sa lettura, si scrittura e sa matematica, e de solitu si imparant in domme tutto. Ma chi sa famiglia fuada ricca si pigada un isciau, de solitu grego, chi diventata su prezzettori e sta narri su maistu, oppure is pipius andant a un'iscola pubblica, de candu teniant 6 a candu teniant 12 annus. Edadi chi poi scemilas volian narri alla saisi studiu po si dedicai a sa famiglia, mentre in mascus podiant seguire vinzas a 14 annus. Esistia da sa figura de su pedagogo e sta narri s'educatori, un isciau che accompagnata su pipiu a scuola ed aggiudata a fare is compitos. Is pipias podiant seguire a studiare in domu, chi su babbu fuat de accordiu e chi ndi podia tenni profetto. I mascus podiant seguire vinzas a 16 o 17 annus, candu eniant consideraus mannus e tandus depiant decidi tavai de sa vida anzoru. Poi i mascus sedadi fuat importanti poita si nata custa differenzia. Invece sa poi sceminas non cambiata già in nudda. Biuga po totu sa vida, abarranta sutta micchias a sa tutela de unu mascu de famiglia.